soffre, solo rese di fratello, di fratello giù a naso di bella, let's get to don't belong to you, somebody I don't know, and that approach is only saying I'm a poor infinity, travel by volevo ringraziare la Patrizia perché in un incontro ha detto fissa la data e fai questa performance. Hanno tenuto aperto questa polveriera per la loro mostra espositiva e come chiusura hanno fatto questa giornata di arte che parte dalla mattina e noi facciamo, poi ce ne sarà un'altra alle 10 di sera con pittura dal vivo su persona. E appunto per parlare di persone ed è che qui che entra lo scritto che io ho fatto dal 2014-2015 camminando in montagna, è stato scritto tutto camminando in montagna. Nasce nell'incontro di due personaggi, uno che è il Pinocchio e l'altro è il diario Zampa, che qui purtroppo nella fretta non ho portato una fotocopia del diario. Il diario Zampa è un diario che è stato trovato 20 anni fa in una cascina e è uno dei più belli, diciamo, diari che ho letto perché è stato scritto lì sul posto e questo ragazzo è morto dopo pochi mesi di guerra, a luglio del 31 luglio, quindi un applauso. Io lo dico, questi sono i ragazzi del 99, l'ho voluto farlo con i ragazzi del 99. Qualcuno dice ma io sono 99, sono uno in meno, no, 99 non è più, ecco, perché uno si legge la storia e lo sa. Il titolo del libro era Pinocchio tra i boschi sopra i 1100 passi del 14, Pinocchio in zampa tra i boschi sopra i 1100 passi del 14, 15, 18. Il titolo era troppo lungo, è stato abbreviato Verde sasso di legno 18. Qualcuno dice ma perché Pinocchio e Zampa? Che c'entra Pinocchio con Zampa, col soldato Zampa, Oreste Agnelli Zampa? Detto. Che c'entra? Che c'entra? Devo ancora saperlo io. Nessuno lo sa. Nessuno lo sa. Perché allora... Perché è poesia. Perché è poesia? Bravissimo. Disse il grande Allan Poe. Allora, perché Collodi fa funzionare, diciamo, questo geppetto che scolpisce questo albero. Questo pezzo di legno lo fa diventare un bambino e poi lui lo insegue e questo va al passo e all'avventura. Così il soldato Zampa, soprannominato Zampa da lui stesso e dagli amici perché correva, e lui nel diario ha scritto che correva a scapicollo tra le linee nemiche e lì è stato anche incomiato. Questo diario doveva andare alla fidanzata Rosa e l'ha raccolto un altro signore e quindi... Che ringraziamo anche lui. Mentre il geppetto scolpisce questo legno, lo fa il suo figlio e lo insegue, lo rincorre nelle sue marachellate, il Collodi traccia, secondo me, un sogno bellissimo che è il padre verso il figlio, cosa che è completamente rovesciata dal soldato Zampa, che è stato ordinato, che tutti sappiamo, chi ha letto un po' di storia, che venivano ordinati a quello che poi è successo. Quindi io faccio sposare queste due bellissime realtà, questo testo meraviglioso del Zampa e il testo meraviglioso del Collodi, li sposo assieme. Da questo in poi i nostri ragazzi del 99
come allora, che hanno tribolato un casino, e i nostri anche, noi siamo pronti ad andare... Dove? In un'altra dimensione. All'avventura! All'avventura. Tutti quanti. Verde sasso di legno. Andrea Barbieri Alla chitarra alla chitarra e voce e titoli. e voce E titoli. Roberto L'Oliva. Dalla Puglia. dalla Puglia, Con amore. che rappresenta appunto tutto il percorso, che leggerà parte dei piccoli frammenti di questo diario Zampa, alternato al nostro Fabio. All'avventura. E via. A proposito, i titoli sono i titoli i titoli sono i posti dove io ho camminato e ho scritto queste poesie. Il libro si compone in 19 capitoli, ovviamente non li leggiamo tutti, sennò fa un casino. Ne abbiamo selezionati alcuni. Verso il 1914, 15, 18 e 19 come tempo della memoria. Quindi il 18 diciamo è il più aspretto perché entra all'interno del confine, mentre tutti gli altri è l'inseguimento di queste due figure. Avanti. Grazie. All'avventura. Sprizzando sulle impronte del Colbricon, San Martino si gira. Le pale, con una L. No. 15 giugno 1915. Abbiamo l'ordine di avanzare e prendere la trincea nemica dal sasso d'Istria. Giunti a metri, si apre il fuoco. Verso le ore 16, il nostro battaglione ha quasi terminato le cartucce. Il signor capitano Diana, comandante della 7ª compagnia, domanda al tenente Lais, un soldato senza paura e di buona gamba. Vengo presentato. Ricevo un biglietto da portare a 3 plotoni, che sono di riserva. Mi fa posare il tascapane e via di corsa per Scapicolli, tra il continuo fischiare delle pallottole. L'albero ritto verso l'azzurro, un po' grigio, percorrendo un sentiero pedroso, declinando e declivando nei ciottoli impervi, fette di pietra simili a panini infilati nel terreno, traballante di scirocco, il piede fende lento attraverso il bosco bagnato. Sui culmini delle pietre il caviglia non cede, tentenna scricchioli. Pinocchio! Inseguito da gatto e volpe, ansimando scappa. Pinocchio! Alle guance pendono leggeri rivoli sul nocciolo legnoso, quasi vapore di sole.
Alla Laguna, agosto 2014. Si va a dare il cambio agli avamposti e lì si rimane 4 giorni e 4 notti, facendo continuamente 2 ore di guardia e 4 di riposo. La notte si gela, fa un freddo cane e piove sempre. 3 luglio. Ci viene distribuita la paglia, almeno staremo un po' più asciutti, tanto più che oggi è l'unica giornata da quando sono qui che non ha piovuto e c'è il sole. Sembra una festa. Il muso alla laguna, fitto nebula nel tratto allungato, sul guado il color verde, Il terzo. al bagliore, l'effusa tornitura e liquiidale il naso, un intervallo, il muschio lucente, lo sguardo annebbiato vicino, con punta bagnata di roccia. Si avvicina zampettando, a mo' di balzo cangureo. Gli arti intirizziti, le giunzioni scricchiolano e così accecati e cigolanti da posare le zampe legate avanti, il gatto. Nei lunghi baffi discesi a terra, d'unghie a stride l'affondo breve del legno. Questa sonorità principesca, azzurra, quasi vicina, poco così, una bacca presa a calcio, taglia il cielo. Lì, solo una nube turchina, sali e scende, coprendo il naso a puffo. Verso l'universo. Luglio 1915. Sveglia alle 4:30. Caffè. Dopo ci viene distribuito un sigaro e mezzo. Mangiato il primo rancio e fattomi una lunga fumata, mi metto con il piccozzino a tagliare radiche d'abete e scavare terra, onde se questa sera si rimane al medesimo posto possa riposare. Faccio una buona sudata, ma riesco a formare una buona spianata. Ci metto sopra delle frasche d'abete ed ecco fatto letto e un materasso. Il mare ritorna nell'estremo lembo sabbioso, ruggine, impronte al mare. Nel ripetersi suo distende, dirompe, scioglie, scende, frammenta per ricomporsi in movimento sperante. Zampettio! Nell'accelerato universo in rotazione. Zampettio! Se esiste una culla armonica, esiste una culla armonica,
dettagli, cromatismi nel marrone verde, s'assesta alle orecchie pelose, alte, al modo di bacchette d'orchestra, s'agitano, nel mentre ripone piano lo zaino. Nell'esister lì, le speranze sono Quelle succedute lontane. da ultimi capitoli irriducibili a monozaino. No, lo zaino, lo zaino, l'asino. Credere nella salvezza. Oh nobile, umido, umile, tenebroso desiderare. Pinocchio verso luci, 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 luci. Nel pian di Enego, col mazzetto giallo, un dorsale trincear vede 12 settembre 2014. «11 luglio. Sveglia alle 5:30. Si ode il colpo di un nostro cannone, diventa bianco come un morto e corre a rifugiarsi nella mia tana. Credeva fosse ancora l'artiglieria nemica e si decise quasi a notte ad andare a toglierla. Io, al principio del bombardamento, stavo facendo il sarto, stavo facendo un taschino apposito per la penna stilografica, con la penna e asola, e bottone anche, perché ho paura di perderla. Feci pure asole e misi bottoni nelle tasche interne della giubba, onde non smarrisca il portafoglio, che per me è un caro ricordo. E per di più contiene un ritratto che per me è tutto. Nell'altro tengo questo libretto, dove trascrivo ciò che succede, ed è destinato, se torno alla mia rosa. Bello il sogno. Il sogno, Bello. il sogno, Vedo il castello. il sogno, La casina. il sopra sogno. mappe. Vedo, vedo, vedo. La casina. Or non più. Là. Carteggi Là. figurati l'amico. Poi la fatina. Oh Lucignolo. Sì, s'addentra. Zitto, zitto. Sto sognando tantissimo. Sì, è inutile. L'inutile. Oh no, frasezza. No. Sono così alle pendici di una vallata, ora collina. Un inutile temporale scuote gli Oh alberi no. e le foglie brillano arrabbiate. I bacchi, innervositi, fendono l'aria alle spade. Alle spade, cercando di scacciare il plumbeo naviglio, lontano da babordo, in oscillio statico. Roseo. Roseo. Rosa? Roseo. Rosa? Rosa? Rosa. Custodite le pozze sul pian dei buoi, lì, Malga Bayon, 21 settembre 2014.
12 luglio. Sveglia alle 9 e caffè. Mi giungono 2 lettere, una di Rosa, una di mamma. Ho i minuti contati per riposare. Risposto in fretta e furia. A Rosa, stante che il primo plotone a cui faccia parte ed il quarto sta già facendo zaino in spalla, o ne andare ad avamposti. Si giunge là, la notte passa tranquillamente, benché si dorme 2 ore sì, 2 ore no, sul nudo terreno e con un freddo da orsi. Un passo oltre l'altro nella cieca cascata di verde. Un passo oltre l'altro nella cieca cascata di verde. Un passo oltre l'altro nella cieca cascata di verde. Guarda il tesco perdersi. Di zampa, leggero, avanza fitto, fitto, fitta nel puntiglio o pungolo. Pungolo, Ai, pungolo, gelido, gelido, gelido ad ago di pino, s'arrampica d'olivo, insieme con cortezza, lo spazio del tempo in scrittura, si spazia la scrittura, nel bianco panno avorio, un calpestio, stria e stride, nell'aria in plano destroso, con piuma maculata ritta, l'aereo sfarfallì sul vento riccia 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 in ghiotte, un frullare vertiginoso a terra, riccia ai sassi le marmarole, tra piedunghia incuba dal surro vivo, pressante il centro giallo, Margherita alessandrina all'aspa sorridente, vigorosa d'incanto tra fragole selvatiche, un falcare su, nel cielo s'adombra un goffo frutto d'eternità, la sostiene, solo un goffo frutto d'eternità. Sveglia alle 3, tutto gelato. Mi metto a camminare per sgranchirmi. Vengo chiamato dal signor tenente Manno. Mi dà un biglietto da portare al comando della 46esima. Prendo il fucile e via di corsa, cercando per quanto possibile di tenermi al coperto. Ordinava che le batterie fossero tirate indietro, che gli uomini del 45esimo tutti aiutassero a trasportarli e noi si proteggesse la ritirata. Sono verso le 23. Si arriva all'accampamento. Mi involto nella coperta le gambe, mi butto sopra il telo da tenda e così, sotto l'acqua, finisco di passare la notte. Ma come io solo lo so, l'acqua mi scorre per la vita. Le scarpe sono piene. Ma che fare al punto dove sono? Se mi muovo e metto un piede in fallo, di me non si trovano nemmeno le ossa. Scarpette nella forcella destano le marmarole
sul Circo Quadro. 4. 22 settembre 2014. Sì già, con bacchette di legno sottili, saltellando in tenue moto frenato, dalla ripida discesa a valle. Pinocchio nel silenzio scandito dallo spremere dell'acqua a mo' di pompa, scappa, soffia, veste un oceano di pensieri, dubbi, 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 dubbi sull'imboscata del gatto e volpe, dubbi, dubbi, dubbi sull'imboscata, nulla più, il fango inzuppa nello stropicchio del peso la zampetta, ora piedino di legno, ora, istante luminoso ascettico, destituirsi per ragion d'arco o minor fatica. Si traveste lambo piuma, anzi moda arlecchino, anzi prima d'orecchio peloso e argento raglio e prurito in danza trasale. Scrive la tarantella e la ruota cioccata nel fango, col piedino nell'eterno circo, ritto, color porpora. Hey. 1, 2, 3, go! E a loro. Rifugiarsi da eco marmoreo libera. 14. «14 luglio. Come Dio vuole, fa giorno. Sono intrizzito, accendo la pipa e fumo, onde scaldarmi le mani con la pipa. Pian piano arrivo alla nostra tana, che trovo occupata.
ma sono costretti a sloggiare e mi butto come un morto. Mi cambio tutto e sono costretto a stare con pantaloni e giubba di tela, ma almeno è roba asciutta. Dopo questo torniamo nella tana e mi addormento per svegliarmi, come un pezzo di ghiaccio. È lo schianto delle granate che vengono nella valle che mi sveglia. Ma anche oggi per fortuna paura ne mette, ma nessuna disgrazia. Mi tocca montare di guardia al deposito delle bombe. Ce ne sono un'infinità di casse piene. E passo le notti facendo 2 ore di guardia e 2 ore di riposo. Ma, sdraiato sul telo da tenda, che sta nel fango, mi sento consolato. Il nasino, all'insù, in cerca d'un pizzico di vento. Invece, s'esce dalla metita, intita crema e Belzebù. Lassù, ormai, ruotano le ombre nel cielo. Quasi volesse cercare una fatina, una nuvola, sopraccovacciata, azzurro-grigia, sempre ridente. Al getto di vento sospeso. Siu, su, s'appare un puntino, sempre più basculante, arricciato ad onda ascendente piumato, con arcigno e color. Il becco quasi volesse impugnare quei trotterellanti gambette. Sulla sabbia veloci scorrevano alla ricerca di una stella, di un'avventura. Oh, passo dritto fatale per movimento sinuoso. Il capo all'ingiù d'un tratto, l'allungo brusco sul crescere del naso smisurato. Scincespica prima nei mughi selvatici, poi nel rovescio rotuleo delle gambine, prima affettando un colpo pesante del piede, poi ruzzolando giù a terra, col nibbio rapacco ne stendergli l'ala in misura d'arcobaleno. E giù, nell'arcobaleno. 1914. Dalla Croda Rossa per Sesti si lancia. Sì. 29 marzo 2015. A sera ricevo lettere di Rosa e da Anita e in questa acclusa la fotografia. Che festa per me! Mi metto a rispondere al chiaro di luna, ma le mani mi si gelano e faccio addirittura delle zampe di gallina. E non posso terminare perché comincia a pioviccicare. Ma la gioia maggiore la provo quando un soldato viene a me e vuole che gli spieghi cosa dice un pezzo di giornale che il padre gli ha accluso nella lettera. Questo articolo dice che qualsiasi militare che per merito di guerra prenda la medaglia al valore in guerra, al ritorno, per legge, ha nuovamente la fedina penale punita. Io salto dalla contentezza, perché se Dio vuole che mi salvi, senza neanche saperlo già, mi trovo nelle condizioni previste dal detto articolo. E subito lo scrivo a Rosa, sicuro che tutti di famiglia saranno contentissimi. Addio! Bussa, bussa! Ho tutto finito se Dio vorrà che viva. Sollevati dalle nubi di lamine, prismi turchini alla ghiaccio,
col sole, svetta d'immagine trepidante, un cromo s'alza per 6 volti. Sgombranti venti, un margine d'interseco e neve e pioggia sul capestro della coda. Lì, nell'esile rotta di cime, ah sì, 1004, lo stambecco sul tricolor del muco. Nella zona decliva sorretta a picco nel versante, sul fiume del versante opposto. Il sole nel dir di lepre s'accalda nell'impervia bufera. Eccolo là, là, lo stacco a sella. Ehi, ehi, ad eco di fulmine, col piede si lancia nel vuoto. Nel sole che trafitto la neve accoglie, nel lancio suo, sopra un biancoreo ventre, un capro o una capra, o una capra, bro, un capro avvolto di bufera con l'abbaffo rivolto al cielo, per sol turbine, lupo di croda, l'accompagna un tempo che assale, zampa. (1915) Squilli sul Vandelli, il rifugiar di Vampa, 14 ottobre 2014. 25 luglio. Oggi, oltre ad essere domenica, è pure San Giacomo, la festa di mia madre. Sembra che anche qui il creatore voglia che sia festeggiata. Cosa veramente rara, c'è un magnifico sole. Di più mi giungono 2 lettere, insomma, tutto concorre a farmi essere lieto. Penso però che a casa di mamma, benché tutti facciano forza a se stessi, pure la mancanza di Zampa farà versare qualche lacrima ed i bocconi saranno contati. Questa è riferita al Natale 1914, che i fanti si erano trovati tra le linee e avevano tentato di solidarizzare, avevano capito che era inutile combattere e farsi la guerra. Poi la strada, pian piana e confortevole in parvenza di sconnessione, avvalla frammenti e spigoli rocciosi. Appena le 4 zampe di naso si è perso. Così, d'una fiaccola illuminata saliscende a mo' di lucciola. Nella brina autonoma, nel millesimo alzato appieno alla nebbia, il piede inserito sull'appoggio del marmo, il suono di frulla, zoccola in frastuono lieve nel ritmo cupo e leggero del legno, zampettio in bisaccia e lor zampogne fria nel rigonfio allungato, scalza sibila in venti armonici, cammina di rimpetto
Cora, nel bianco, il Il Natale, Natale, tutto, 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 Zampettina in bisaccia, è Lord Zamponi. Fria, fruapa, scalza e sibila, inventi armonici, cammina di rimpetto, Cora, nel bianco, il Natale, tutto, Tutto. Noi abbiamo un po' tagliato lo scritto perché dopo andiamo al 1918. Un po' cruenta. Qui ho introdotto la Deux Ex Machina. Voi tutti saprete, chi ha fatto un po' di Grecia, cosa antica serviva. e nuova, Grecia, ormai nuova la macchina, poca. le macchine ormai Futurismo, futurista. quasi futurista. E quindi questa Deux Ex Machina impera nella guerra. Avanti. 1918. Leggero rincalzo scorreva la prua da Falconara più Cima 12. 2 febbraio 2015. 27 luglio. Monto con la mia squadra alla batteria da 149. Piove a dirotto e tutti e sei ci siamo bagnati sino all'osso e sino a questa sera non ho il cambio. Questo finalmente giunge e appena viene il cambio si torna all'accampamento. Mi cambio, sono intrizzito. 30 luglio. Il comandante, la compagnia, ci fa noto che per settembre la 17ª divisione andrà in Libia. È una contentezza generale. Io spero di arrivare ad andarci. Dico spero perché la morte ci circonda. Si lavora tutto il giorno, ma sotto la pioggia. Attimi sull'isola così lontana e vicina, diversa, comunque bagnata. Ambra, una tempesta azzurra prima, accanto al mare, le sommità nude, restante sfiorita, una sfoglia espugnata dal ramo fiocca, esorabile, l'onda seppellisce, rotta, spezzata, rotta, la rotta, ma anche rotta. Pinocchio nella sabbia di germoglia, zampe di cristallini di luce accesa, è nel mare quiete l'avvolgersi alla salsedine, braccia d'acqua scote, oh mescolato da sfasciame della tempesta lungo un Adriatico tepore, notturno, fragile, più gli lambe la spalla, unica, seconda, il salice selvatico, a due, canne doppia, d'accento umido, trepida, la sale, un cavallo ammaestrato, madido, orna, schiaffi al passo, riluttante, lucido, il sorriso, la coglia d'ombrello, l'oscurità del volto, è sciupato d'una resistenza,
da ombrello. L'oscurità del volto è sciupato d'una resistenza. Mormora notte. Canule sobrie si curvano al vento. Rotte. Nel rumore, lo sfregarsi tinnanti, le gambe sbruscia e giunte dal verbo secco, la risacca lascia conche sedotte. Più sotto l'arranco del rito del granchio. Atterrito. Territo, il granchio salta, salto. Zampa è carovana veloce, Trasporto di frivole voci. Sul mare, in sacca, balena, sopra puerili bambini, allo sconosciuto andare. Lascita ricordo passato, disuona le maree lontane, disuona lontane le maree. Accanto, lo sguardo di via è generale. per Per coste viaggia, dibatte pale, nei porti, giunte inumidite eliche di vento, stante, la cadenza del Zampa, stante. Al tratto, tambureggio, il motore abbraccia, eco, o in sella su navi dirotte, sbrio al ciuffo, il calcio in cambio e scocca, bacia, con colpi a stipito drappeggia e scintilla. La crociera orrida nell'ingranaggio in allungo del cilindro bevuto allo scoppio, sgrappa, stappa la pilla, il desiderare alto e slaccia per la stella di rosa. Sono Perella, stella di rosa, sfrenato. il motore allo scorrimento, è folle, cavalchio, la testa china, lancia, rallentato dal brivido, gli speralla sul piede, fila, le schegge, con l'intrepida via asciutta lo coglie fresco, rallenta ovviamente, un ciclamino nel fiordo e trae. Seduto nel bordo, su sassolini accovacciati a terra, presi con ritardo della mano, il piede di stria sale. Sì, immerso nell'umido sassello, levigato, or glutei di raggi sopra onde, sotto incalzi di rumi refratti, ricorda, ma i rumi incalzano. Empio nella riva, così infilato la stante avanza dal sassio e scocca. Man scappa e i mascabroni al salir di rotta e tremolii di foglie. Stalla le file e sopracavalca il medesimo orlo, scavalca sul salir troppo, scoppia. Strapner. Sembra quasi grappa ma non lo è. Sarappaglia, dondolì, così sopra salta e scopella. Le gabine son vivide, vaiolature ramificate e marmoree. Zampano una classe 99 e splitta, sale sul 17. 1917 ovviamente. Pian piano salire nel sassio, nel salire del suon del violino. Metà nell'alto, l'estatico lo offende. Riforma, tempera e ante una stremante. Qui sorto, non risorto cavalcore. Quallato unisce un battito, quali lati di battiti al cuore,
uguali di volti, di nebbia mitralica, all'itralica mitragliere. All'italica o mitragliere? Mitragliere. Deux! Deus ex machina! Macchina! Ed il sacco salta in primavere e serra, non arabatico letto per lui. Sul seno fioccante ribolla, poi dipana e tinge race, rugiade e latte nel bosco levato. Ora, ora, sfiora, ancora sfiora sui biancoli fanciulli. Pensa Zampa, se fossi ai Canneti, per l'ossa sentir l'acqueo sfumo azzurra, pensa. E di fango parlano invece Silvano dolce pare supplir, con Breccia l'asporto l'Adriatico scote. Purtroppo Dala, il gabbianello s'affianca al vortice lento. Il salir, pensa a questo gabbiano, il salir suo pesce all'isola Ca' Grande, Più grande. del sole, di più, pensa, più il convogliar di conchiglie alla mano. E nel petto scia lei, appare mesto, seduto su ghiaia, tra nubi basse, Le cime s'arrendono. Le cime s'arrendono. Questa ultima risorte sul Monte Punta le gemme ogni anno, l'ultimo cammino che ho fatto nel 2015 proprio sul Monte Punta. C'era una trincea di avvistamento che dominava tutte le montagne attorno, una zona molto bella, panoramica. Quindi qui io chiudo lo scritto col diario Zampa e quello che secondo me potrebbe restare del Zampa. Risorte sul Monte Punta, le gemme ogni anno. La data. 1919, risorte sul Monte Punta, le gemme ogni anno. 28 febbraio 2015. Ovviamente l'ha dedicato alla fidanzata Rosa questo diario, questo taccuino che è stato trovato in Marmolada 20 anni fa. Su un fienile. Il 31 luglio 1915 chiude il diario perché Zampa non c'è più. Già nel 30 abbiamo capito che ormai aveva capito anche lui nell'ultimo scritto che in Libia non arrivava, e chiude proprio con questa qui. E io intonerò The Day of Wine and Rose, Rosa and Rose. All'inglese. No, l'inglese non so. Bene. 31 luglio 1915. Riprendiamo il lavoro. Oggi è un buon tempo. Ricevo lettere di Rosa arrabbiata perché la rimproverai. Rispondo e spero non si rinnovi dal fatto. Qui si sta sempre sotto il fuoco delle granate e degli shrapnel, ma ho scritto che sto al sicuro. Almeno non staranno tanto in pensiero per la mia vita. Sopra Zampa, questo passare al passo assuefatto. Da respiro il tono scuro della voce. L'ascolto inceppa nel tenore fine d'aria. Entra nel polmone, albera, Seconda una botte nel suo profondo, eca. profondo. Il respiro, ovviamente. Escan le radici prime, escano. Non mai un'asce spumeggia, purtroppo. Attorna, torna la silenziosa selva, cora la selva. Nella grotta
bianca sospesa al tuffo in alto lì sulle cime. L'interseco con screpolii di pini contrapposti, sfocati, piantati nell'addiaccio verso lo sbando, lì avanti. L'unisce in centro l'aperto Monte Punta, trincerato da sublime idea, l'abbraccio dei moschetti. No, anzi, no, binocoli levati al cielo, sul cuor di nudo verdastro scondersi, ed uno stante ancor d'occiali innevato, sarca, plastico ed immortale. Zampa abbandona il verdoliva, svestito di corteccia tarlata, in ritratti scossi, da stilistico picchiettante e capestro. Così, un passero col becco tra il bacco del piè fa vacillar l'andro, poi si apre indò sul pandor del cielo, lì sorretto da cime personali, delle sue cime personali. Burratti, vestine, pupazzi, imperniati. Buratti, vestine, pupazzi, buratti, vestine, pupazzi, imperniati, buratti, vestine, pupazzi. Nel dialogo. Nel dialogo. Tratta, scricchiolano. E bacco ed occhio svolazza ognove, spazza con stalli, cuore fermo, l'attende. Si ferma, Zampa, l'attende, ordina, ricordi. Ordini, racconta. Ordini. Il capo, appesantito, decentrato, avvolto nel silenzio. Di parla anch'esso, nell'immobile stato d'un verso, sotto rami, sott'altri, tatti d'erba, giacciono traghi, sirene suonano, ancor fibrilla lune, inflesse alla terra, sfila e trae, segue e sboccia in voci dall'odole, corrette fini s'avversa e china la testa, poi sotto giacigli di una brezza corre nell'assorto sciolto nel vischio, scivola vicino alla base di un fusto, spighe a terra e coglie in genera la curva gemella, sull'accarezzare le rosse volte cadute in stelle, sul fine una voce riverbera. Roberto alle percussioni, alla lettura del diario, grazie Roberto. Designer e musicista. Andrea alla chitarra e agli effetti. Statista, neostatista e chitarrista, neo. Altre Trevisan, il mio prodigo figlio, niente meno, e mio papà Eros, grazie.
per i testi e l'iniziativa, grazie a Verona. Grazie a voi e allo grazie spazio. ai ragazzi del 99 perché hanno riverberato la voce del Zampa e chissà che riverberano altro. Altro. E ora tutti a vedere la mostra, che è bellissima.